A tutti, buonasera dall'Ippodromo Savio, convegno di venerdì 22 agosto 2025. Prima corsa che vede il ritiro di Gonzalo, sono cavalli di 3 anni sulla distanza del doppio chilometro, 1 Ginevra Gual, 2 Guapo MD, 3 Guantanamo Trio, 5 Pernod Boco, 6 Gran Bella Fi, seconda linea 7 Giglio Jet, 8 Guinness World, 9 Gladiatore Lu. Favori netti per Pernod Boco. Numero 5, Federico Esposito. Macchina intanto accelera. C'è la rottura di Guantanamo. Numero 3, Guantanamo Così, Trio, poche battute squalificato. per Noboco si proietta Numero su 2, Guapo MD, squalificato. Ginevra Gual per ottenere strada e guidare così tranquillamente a completamento della piegata dei 200 in 15,6. Favorito dunque subito leader, seconda posizione per Ginevra Gual, più indietro in terza è rimasto Giglio Jet, poi via via gli altri con la progressione esterna da parte di Gladiatore Lu. 31,8 per i primi 400 metri di gara, con il favorito che tranquillamente percorre un'altra frazione in 17 addirittura, 48,8 il complessivo sui 600 di gara. E siamo sulla retta delle scuderie con leader Pernod Boco, Ginevra Guali in seconda posizione, Gladiatore per corsie esterne, in terza c'è sempre Giglio Jet, se ne va il giro in 1,4,4, c'è stata ora un'accelerazione da parte del leader, 15,6, ne approfitta per avvicinarsi Giglio Jet che ha anticipato Gladiatore Lu. Intanto il chilometro 1,20,3 per i primi 1000 metri di gara. Secondo passaggio davanti alle tribune, Pernod Boco in vantaggio, Giglio Jet si impegna all'esterno alla corda, Ginevra Guala all'esterno e Gladiatore Lu, poi ancora Guinness World e quindi in coda Gran Bella Fi. Cavalli che affrontano la penultima piegata, identiche le posizioni e a 600 dalla conclusione. In vantaggio c'è sempre Pernod Boco che non riesce però a scrollarsi di dosso per il momento Giglio Jet che rimane lì al salti. Ora accelera nuovamente il leader. Un parziale secco ora in 14,8 col quale guadagna una lunghezza all'avversario, poi lunghezza che diventa un paio di lunghezze, ora sono 3 e anche più, e si distacca Pernod Boco per raddoppiare il recente successo, il recente si fa per dire 40 giorni fa di Follonica. Vittoria nettissima per Pernod Boco, buon secondo posto comunque per Giglio Jet che conferma i progressi, mentre per il terzo c'è una bella lotta con Gladiatore Lu che riesce a vincere probabilmente la propria battaglia personale con Guinness World che finisce comunque a ridosso all'interno, 1,17,6 sul doppio chilometro, si è corso soltanto l'ultimo giro. 59 abbondante per gli ultimi 800 metri, ma fatti in tutta scioltezza da Federico Esposito che porta a casa una netta affermazione con Pernod Boco. Federico Esposito in salchi, Alessandro Gocciadoro al training. Per la scuderia O-Trav.